Va ora in onda È tutto un magna magna. Cucina all'italiana con Sammy Varin. Non ho mica capito. Cioè, io comincio la trasmissione e il regista Andrea si mette le maniche lunghe. Io sono qua ancora in versione estate, fa caldo. E quello si è messo il gipunin, il maglioncino. Ma siamo ancora in estate. Coraggio. Perché oggi devo parlare di castagne, per quello. Dai. Tra poco vi parlo di castagne, signore. D'altronde la castagna è una cosa che piace. È inutile che pensate al doppio senso. Io non ho pensato ad alcun doppio senso. Siete tarati? Avete bisogno dello psicologo del PD? Andateci, è gratis. Santa Polenta, buongiorno. Sì, no, io resisto con maniche corte. Oggi sì, c'è una certa arietta fresca. Devi stare attento a non volar via, però resisto e sto bene, perché c'è mio padre poi che mi ascolta e dice: vedi per quello che ti ammali. Non mi sono ammalato, sto benissimo. Il nostro Vincent De Maio che è ammalato, gli facciamo tanti auguri, perché c'è la versione, com'è che si chiama? Covid Extended, che non si capisce cos'è, no? Abradar, sei malato, sei una schifezza ambulante, ma non è Covid. E allora ti danno lo stesso la tachipirina e la vigile attesa. Magari ci fosse una vigile lì a casa tua. No, tu devi stare vigile e in attesa. E prima o poi guarisci. Basta che non ci facciano fare un altro vaccino. Non rompete i coglioni con un altro vaccino. L'antinfluenzale, sacro antinfluenzale, sì, ci vuole anche quello. Dici, mettono l'obbligo, se no non puoi venire a lavorare. Dice, giorno 12:40, Sammy Varin, tra poco potere al popolo e naturalmente la musica indipendente. Oggi arriva Atena, e con un nome del genere, ragazzi, in battaglia. Parleremo di bella musica, ma anche di buona politica, subito dopo le ore 13, ma subito, tra pochissimo, ci collegheremo con la redazione di Radio Libertà, proprio per dirvi che cosa bolle in pentola, ma ancora prima... Guardate chi c'ho qua di fianco, lo sapete, Radio Libertà è una delle poche radio sempre aperte, giorno e notte, la nostra porta è aperta. Se ci venite a trovare nel fortino di via Bellerio 41 a Milano, noi vi facciamo entrare, certo, anche... Ed è proprio questo il caso, se non portate un salame di mezzo metro. Non l'ha portato il salame di mezzo metro, non sto parlando con te, Beppe, senti il salame subito. Vieni anche tu che intanto Beppe Braga è lui che coordina il sito di Radio Libertà, di cui tra pochissimo parliamo, ma volevo far salutare il nostro ascoltatore che ci è venuto a trovare, ragazzi. Certo. Senza salame, ma l'abbiamo fatto entrare ugualmente. Matteo, buongiorno. Ciao a tutti, ciao. Da dove arrivi e cosa fai? Vengo da Milano, sono studente universitario. Cosa fai? Scusa, sta facendo sesso col microfono, Beppe, sta fermo un attimo. Cosa gli stai facendo? Non risponde, è un microfono, è inutile. Cercava di farlo aizzare. Non puoi fargli niente, è un microfono, non rende assolutamente. Scherziamo, però sai, siamo sempre nervosi di tutte queste cose che succedono, eccetera. Lascialo lì. Fermo lì che non dice niente, non fa niente. Scusami, Matteo, ma quelle robe che non ha confidenza col microfono, e allora ci parla, cerca un attimino. Guarda, ancora adesso lo sta toccando ancora. Adesso lo sta abbassando pericolosamente, e quindi Matteo, raccontaci, uno serio almeno oggi ce l'abbiamo. Raccontaci, Matteo, cosa fai nella vita? Faccio lo studente, adesso sto finendo l'università e quindi mi sto laureando adesso. Wow, e solo questo già mi mette invidia. Bella. Non mica tanto, perché basta scuola, ne abbiamo fin sopra le scatole. E che indirizzo fai? Di cosa? Turismo, management e cultura. Fantastico. Quindi la Sant'Anché è la tua dea, hai i poster della Sant'Anché, qualche anno fa ce li avrei avuti anch'io appesi in cameretta, no? E quindi ci sta.
Matteo, grazie per essere Grazie passato nei anche a nostri voi. studi. Mi Grazie. raccomando la prossima volta il salame, perché noi abbiamo questa Non mi piace tradizione. molto il salame, Non ce ne però frega niente, a noi piace moltissimo, poi questo è tutto un magna magna, poi che giusto. non siamo al salame, cioè, salame da mezzo metro in poi noi lo accettiamo, sotto il mezzo metro e non puoi scendere dalle scale, queste sono le cose che... Grazie Matteo, grazie. Un saluto a tutti gli universitari all'ascolto, quelli con casa e quelli senza casa, capita anche questa cosa. Capita anche questa cosa. Beppe, possiamo ritornare insieme a parlare di cose serie, di cose che fanno arrabbiare, di cose che magari fanno anche sorridere, perché giustamente la politica a volte un sorriso te lo strappa. Cosa Sì. si muove oggi sul sito di Allora, radiolibertà.net? oggi si muovono cose di politica nazionale e internazionale, come al solito, no? Oggi apriamo con una analisi dei giornali sulla vicenda Open Arms. Sappiamo che domani ci sarà la requisitoria del PM. Ecco, vuoi nel spiegare? processo. Perdonami, noi siamo anche ignoranti, ignoro, ignoras, ignoravi, ignoratum, ignorare, non sappiamo, non conosciamo. Che cosa significa requisitoria? Perché è un appuntamento così importante rispetto agli altri? Stiamo parlando del processo a Matteo Salvini, naturalmente, perché ha tenuto in ostaggio gli immigrati su quella nave tanti anni fa. Che cosa può accadere? Cosa accadrà? Allora, ci sono 2 momenti molto importanti e fondamentali all'interno di un processo, che sono quelli che precedono l'emissione della sentenza. Il primo è la requisitoria del PM, che è praticamente il discorso di accusa che raccoglie tutte le motivazioni dell'accusa, per cui viene poi chiesta una condanna e una pena. A questo segue una cosa che si chiama arringa, che è l'arringa del difensore o del collegio dei difensori, che invece controbatte alla requisitoria e spiega per quale motivo la persona che è imputata, che è sotto processo in quel momento, deve essere assolta. Dopodiché il tribunale, quindi i giudici, decidono di conseguenza. Sabato, domani, sarà il momento della requisitoria del PM, il pubblico ministero, che è il magistrato che rappresenta l'accusa. Quindi gliene potrebbero dire di tutti i colori, gliene diranno di tutti È i molto colori. probabile che sia così, effettivamente. E naturalmente i giornali oggi si sono occupati di questa cosa, soprattutto i giornaloni del mainstream, come dice il nostro direttore Giovanni Sallusti, e si sono occupati di questa cosa in maniera, come dire, un po' sgangherata, certamente dadaista, ecco, abbastanza una disinvoltura logica piuttosto accentuata. Ecco, per esempio abbiamo La Stampa che titola Open Arms, la Lega assedia i magistrati, che anche questa è una cosa che uno dice: ma come? Cioè, veramente Normalmente sono i magistrati che assediano la Lega. Non tutti, ovviamente, non è la magistratura in sé, però c'è una parte della magistratura, alcuni magistrati che hanno assediato poi, fra l'altro, Salvini, soprattutto quando era ministro dell'Interno, per ogni decisione che ha preso. Quindi e tutto questo ovviamente con un fondamento, almeno questo è la nostra lettura, ecco, di colpire la parte politica, cioè l'azione politica del ministro Salvini, che era basata sul tutelare i confini, contrastare l'immigrazione clandestina, evitare o in qualche maniera limitare o eliminare il traffico degli esseri umani. Repubblica fa anche peggio, anche più a fondo, no? E si trasforma in una specie di tribunale aggiunto. In un editoriale di Lirio Abbate che si intitola Migranti, le responsabilità di Salvini, già praticamente esprime una condanna. E dopo aver parlato del fronte giudiziario, dice, qui adesso lo cito testualmente, come è citato testualmente oltretutto nell'editoriale nostro: lasciando fuori il fronte giudiziario, è provato che l'azione di Salvini non è stato un atto politico del governo, perché, come è emerso dalle testimonianze, non c'era alcuna condivisione della decisione di vietare lo sbarco dei migranti, condivisione all'interno del governo giallo-verde, no? Quello di Conte 1. Ecco, in realtà noi sappiamo benissimo che le trattative fra la Lega e i 5 Stelle per riuscire a comporre un esecutivo che avesse obiettivi comuni è stata molto complicata, perché si tratta di 2 partiti che hanno una storia completamente differente, addirittura opposta. Quindi in questi mesi di trattativa, però, i testimoni che hanno detto: noi non sapevamo niente, no, di questa cosa dell'immigrazione,
sono quegli stessi, o stessi ministri, oltretutto dei 5 Stelle, che sono stati lì mesi a trattare, quindi chissà, erano in bagno, non so, ecco. Comunque dicevano che non sapevano niente. Sta di fatto che queste poi, alla fine, diciamo la verità, è un po' prendere in giro gli italiani da parte di Repubblica, prendere in giro anche i suoi stessi elettori, no? Ma la cosa peggiore Repubblica lo fa nel finale dell'editoriale di Abbate, che praticamente trae le conclusioni, no? Dicendo, a parte il processo penale, la decisione dei giudici che i giudici prenderanno appunto in Camera di Consiglio, quello che resta di questa storia, cito di nuovo testualmente, è che un leader politico ha agito contro esseri umani deboli e indifesi solo per raccogliere i voti per una mira elettorale. E a parte il fatto che non può essere al di là della decisione, perché se il tribunale dice che non è successo, che non è successo, in realtà poi non è successo, non è al di là, no? E poi vogliamo anche ricordare che Open Arms stessa si rifiutò di andare a Malta, si rifiutò di dare un rifugio sicuro in Spagna alla nave piena. Quindi alla fine chi ha agito contro gli interessi degli esseri umani deboli e indifesi è stata la stessa Open Arms, no? Guidata non sappiamo come. Però è bizzarro, no? Che questa cosa, oltretutto, la tutela dei confini sia oltretutto per forza un attacco agli esseri umani deboli e indifesi, se no allora dobbiamo anche pensare che il governo australiano negli ultimi 20 anni è stato un governo di nazisti, perché protegge le sue acque. Ben conosciamo le decisioni del governo australiano. Quindi, e alla fine la chiusura, che è quella davvero ficcante effettivamente, che è di nuovo devo citare, un personaggio con queste caratteristiche, che sarebbe Matteo Salvini, al di là delle responsabilità giudiziarie, attenzione, al di là delle responsabilità giudiziarie, in un paese civile deve essere lasciato fuori dalla politica e soprattutto da incarichi di governo per non essere complici. Avete capito bene? Quindi è abbastanza chiaro, no? Il senso di tutto questo è buttare fuori, no, uno dei principali attori politici dell'Italia di oggi dalla politica. Perché? Perché una volta in una democrazia normale che cos'è che si fa? No, ci sono delle parti che si scontrano, litigano, se ne fanno di tutti i colori, poi a un certo punto si va alle urne gli elettori decidono, quando questi elettori hanno deciso una delle due parti, quindi una certa visione dell'Italia o del mondo ha prevalso sull'altra visione dell'Italia e del mondo, governa per 5 anni, per 5 anni gli altri fanno l'opposizione, poi si torna alle urne e si vede. Capite? Qui prima si fa fuori qualcuno, dopodiché poi si vede. Oltre che professorini, anche giudici sono ormai diventati. Esatto. Questo sul sito radiolibertà.net trovate questi giudizi, questa controinformazione che raramente si trova sui giornaloni, è molto difficile. Si trova il contrario sui giornaloni. Si trova, esatto. Un'altra battuta, 2 minuti, cos'altro? Un minuto solamente per segnalarvi la rubrica Gli scorretti di Carlo Cambi, dove il nostro Carlo Cambi racconta una cosa molto molto interessante e ve la consiglio fortemente, perché mentre abbiamo nella Germania, che è stata fautrice dell'euro, che ha costretto praticamente tutte le nazioni a rinunciare alla loro valuta nazionale, scopriamo che in Germania, in particolare in Germania Est, è ancora valido l'uso del marco. I marchi ci sono ancora. In Germania Est li usano regolarmente, è valuta corrente e nessuno dice nulla, no? Ma questo perché? C'è una cosa storica, no? Poi dopo chiudo. Perché in Germania Est sono poveri. E quindi cosa è successo? Che con la caduta del muro di Berlino c'è stato un accaparramento a tutti i marchi che erano possibili, che hanno continuato a circolare. No, e questo è anche e quindi dobbiamo, la Germania, che è fautrice dell'euro, in realtà è il paese che dimostra che l'Europa in realtà non esiste, no? Perché come dice Carlo Cambi, bisognerebbe che invece di partire dalla moneta si fosse partiti dalla diplomazia, dall'esercito comune, da una matrice, da una fiscalità comune e dopo solo arrivare all'euro. Cominciando dalla fine non si è più riusciti a risalire, perché ovviamente intanto, no, il mondo ha preso un'altra piega. Oltretutto i tedeschi dell'est hanno dimostrato alle urne che sono incavolati neri, no? E hanno votato a destra perché non sopportano l'immigrazione clandestina, perché le regole dell'Unione non le condividono, in quanto si rendono conto che chi vive a destra ha un tenore di vita nettamente differente rispetto a chi vive a Monaco, e l'Europa di questo non si occupa.
Leggetelo Signor. Carlo Cambi, è divertente. Signori, sul sito radiolibertà.net ditelo a Draghi, in Germania c'è ancora il Marco. Noi abbiamo il Beppe Braga che ci saluta e noi lo ringraziamo. Grazie Beppe. Grazie a voi e Buon ci vediamo lavoro. lunedì. Buon lavoro, coordinatore del sito radiolibertà.net, pura controinformazione, ma attenzione, il Sammy Varin ve la fa adesso la pura controinformazione mangereccia. Fammi sentire, aspetta, c'è la pubblicità adesso, qua, appena finita la pubblicità te la mando in onda, 10 secondi di Cugini di Campagna! Ma questa è State of the Nation, ma non la voglio questa, io volevo questa, eccola lì, dai, fammela sentire, non è la versione originale ma va bene lo stesso, sì, storica, Cugini di Campagna! Fiori di castagna al fuoco, se tu ne hai voglia te ne prendo un po'. Basta così, perché vi parlo di castagne, signori, dai, nel Magna Magna di Sammy Varin non c'è soltanto la politica, anche se lì è spesso un Magna Magna, arriva la festa della castagna in Trentino Alto Adige, nella regione di Lana, per l'esattezza in Alto Adige. Ve lo dico subito perché qui c'è da passare un intero weekend. Segnate sul calendario, dal 19 ottobre al 3 novembre arriva Cash cosa c'è? Ci sono dei disturbi in rete. Castrig è una roba di dialetto altoatesino. Come faccio? Se sul Tirol non l'ho studiato. È un evento culturale culinario importantissimo da quelle parti, signori. Un cesto in legno di castagno utilizzato da secoli in Alto Adige per sbucciare le castagne arrostite. Questo è il significato di Castrig. È quella roba lì, insomma. Da ben 27 anni i comuni di Tesimo, Prissiano, siamo un altopiano assolato che domina Merano in provincia di Bolzano, Foiana e Lana. Da metà ottobre all'inizio di novembre qui si mette al centro dell'attenzione le castagne. In questo territorio dove crescono castagne di altissima qualità, già nel XVI secolo questa terra è stata descritta come terra d'origine delle castagne migliori del Tirolo. Il castagno, il suo frutto, fanno da sempre parte del paesaggio e della cultura locale. È una vera e propria celebrazione di questo frutto, prezioso alimento per la popolazione già nel Medioevo e protagonista in cucina anche nelle ricette attuali dell'Alto Adige. Signori miei, nella stagione autunnale le osterie, le cantine dell'Alto Adige propongono vecchie ricette a base di castagna, a volte rivisitate in chiave moderna, a volte originalissima. C'è una serie di appuntamenti per un titolo che fa riferimento all'attrezzo costruito a mano con legno di castagno e fascette di nocciolo che serve a sbucciare le caldarroste, proposte deliziose, culinarie a base di castagne. Non ci sono ancora qui a Milano le castagne. Cosa aspettiamo? Che c'ho fame, no? È prestino, dici. Un programma ricco di eventi culturali e tradizionali, escursioni a tema e molto altro, signori. Io ve l'ho detto, non dite che non vi ho avvisato in anticipo. La festa della castagna nella regione di Lana, in Alto Adige, dal 19 ottobre al 3 novembre sarà l'evento culturale e culinario dell'autunno. Cosa ridete? È una roba seria. Ormai una volta che riesco a stare serio, tutti che ridono intorno a me. Me ne vado, mi sono offeso. Torno tra 10 minuti con Potere al Popolo e musica indipendente. Avete ascoltato È tutto Magna Magna,